Tragedia sulla Pontebana a Spresiano, l'auto condotta da una mamma di 34 anni si schianta contro un platano, morto il figlioletto di 4 anni, la donna ferita avrebbe avuto un colpo di sonno. 2 controllori della Momi primi a soccorrere il bimbo, il sindaco di Spresiano affida un messaggio, la vicinanza alla famiglia, il papà gestisce un noto locale a Treviso. Giornata di paura a Treviso per 2 incendi scoppiati in 2 diverse zone della città, in via Filzia oggi poco prima dell'1 e in via Amalteo nella notte, salvate 2 anziane. Colfe badanti, l'aumento delle retribuzioni scattato a gennaio sta mettendo in difficoltà le famiglie. Dalla Marca un appello ai parlamentari per chiedere la deduzione dell'intera retribuzione. Inchiesta tamponi rapidi, tra un anno a processo Roberto Rigoli e Patrizia Simeonato. L'indagine è partita da un esposto di Crisanti che commenta: riscontrati elementi di fondatezza, la politica si divide. Domani il congresso provinciale della Lega termina l'esperienza da commissario di Gianangelo Boff che commenta: dopo il voto tutti uniti dietro il nuovo segretario. Oggi a Castelfranco la celebrazione della giornata del ricordo, la commovente testimonianza di Andrea Patelli. Norma Cossetto: ero una grande amica, le volevo bene, il dolore non passa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Questa volta a perdere la vita un bimbo di appena 4 anni. È successo nel primo pomeriggio a Visnadello di Spresiano. Stavo passando e ho visto la macchina contro il platano e basta, poi non c'era ancora l'ambulanza, non c'era nessuno e della gente gli sta facendo un massaggio cardiaco. C'era una persona per terra ma non sono stata lontana, ecco. Si chiamava Edward ed aveva appena 4 anni. I primi a soccorrerlo sono stati 2 dipendenti della MOM che viaggiavano dietro all'auto in cui il piccolo si trovava con la madre, una 34enne di origine ceca con la quale viveva a poca distanza da dove si è verificato l'incidente, lungo la Pontebana, Visnadello di Spresiano. Le condizioni del bimbo erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, assieme alla madre ferita in stato di shock, il bimbo non è sopravvissuto alle ferite. Lo scontro, prima contro un cartello stradale, poi contro un platano che ha letteralmente accartocciato il cofano, è stato particolarmente violento. Una ruota è a qualche metro di distanza assieme ad altri frammenti della cappotta, ma è quel seggiolino rimosso dai carabinieri che ora giace a pochi passi dall'auto a restituire la tragedia che si è consumata in questo angolo di Pontebana. Una piccola folla assiste ai rilievi dei carabinieri e alla rimozione dell'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Poco dopo sono arrivati i dipendenti di un locale che si trova a pochi metri. Avevo visto transenne, quindi sì, ho visto già che stavano quasi per mobilitare l'auto, quindi nulla di che. E con che spirito si lavora stasera? Male. Non ci sono parole. La macchina è uscita di strada su un tratto rettilineo. La causa dell'incidente potrebbe essere stata un colpo di sonno della mamma che si trovava al volante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore. E il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha affidato ai social alcune righe, il cordoglio di tutta la comunità per la morte del piccolo Edward. Un altro durissimo colpo per la nostra comunità, scrive, siamo tutti sgomenti, svuotati, persi, ci stringiamo ai familiari del piccolo in questo terribile momento chiedendo a chiunque rispetto per il loro dolore. E vi devo dare anche un aggiornamento dell'ultima ora, mi stanno arrivando delle notizie dalla collega Marta Marangon. C'è un grave incidente stradale a Mareno di Piave in via San Pio X. Si tratta di un'auto ribaltata, sul posto stanno intervenendo in codice rosso i sanitari del SUEM 118, una situazione che è in evoluzione proprio in questi minuti. Lo ripeto, siamo in via San Pio X a Mareno di Piave. E parliamo ancora di guida, di sicurezza stradale, di guida in stato di ebbrezza in particolare. Soltanto ieri a 2 ventottenni è stata ritirata la patente nel corso di un servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri di Treviso. Il primo è stato fermato a Treviso in Viale della Repubblica, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, mentre il secondo si trovava in via San Pio X a Castelfranco
Bianco Veneto, quando è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro. Controlli serrati anche per il contrasto alla diffusione di stupefacenti. 2 minorenni, uno in sella ad una bicicletta e uno a piedi, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Riese Pio X in possesso di hashish. Il primo dei due, che aveva con sé poco più di una decina di grammi di stupefacente, un bilancino di precisione, è stato deferito in stato di libertà, mentre per il secondo è scattata la segnalazione alla prefettura di Treviso. E sono state ore di paura proprio a Treviso. Rimaniamo sulla cronaca per 2 incendi scoppiati in 2 diverse zone del capoluogo, in via Filzi oggi poco prima delle 13 e in via Amalteo nella notte. Le fiamme sono divampate poco prima dell'1 in via Filzi, in un appartamento al secondo piano di una storica villa in città Giardino, a pochi passi dalla sede centrale del liceo Canova. La villa ospita al piano terra gli uffici dello studio notarile Pecorelli, mentre nei piani superiori ci sono 2 appartamenti. L'incendio, pare dai primi accertamenti divampato a causa di un cortocircuito, ha interessato una delle 2 abitazioni, quella che occupa anche la torretta. A lanciare l'allarme è stata l'anziana residente, che ha chiamato i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto con diverse squadre. La donna è riuscita a mettersi in salvo grazie anche ad alcuni passanti. Aveva però inalato del fumo, per questo a scopo precauzionale è stata portata all'ospedale di Treviso. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. E paura per un incendio anche la scorsa notte. Stavolta siamo dall'altra parte della città, in via Amalteo, quartiere Fiera, a prendere fuoco un materasso all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di 5 piani. Ho sentito le sirene e ho visto che c'erano i pompieri, polizia, eccetera. E dovrebbe essere la famiglia qui sotto che ha preso fuoco un materasso. E sono stato qui un paio d'ore e poi sono andati via. I pompieri hanno lavorato per quasi 2 ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'abitazione. Ai residenti è stato chiesto di restare in casa e non aprire le finestre, visto il denso fumo che aveva invaso anche il vano scale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'anziana che abita nell'appartamento. Vi devo dare un aggiornamento in tempo reale per quanto riguarda l'incidente di Mareno di Piave in via San Pio X. Sul posto ci sono anche le pattuglie della polizia locale. Una delle 2 donne coinvolte è deceduta. La conferma mi arriva direttamente dal comandante della polizia locale Claudio Mallamace. L'altra donna è gravissima, così quindi da Mareno di Piave. Continuiamo sulla cronaca, serata di controlli, quella di ieri in via Zenson a Treviso. Sul posto la polizia locale, sono state identificate ben 30 persone. Controlli a tappeto nell'area di via Zensona a Treviso. 10 agenti suddivisi in 4 pattuglie con l'ausilio dell'unità cinofila hanno passato al setaccio la zona per verificare all'interno dei bar e tra gli avventori l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. L'azione della polizia locale rientra nell'iniziativa Quartieri Sicuri avviata un mese fa. I controlli hanno portato all'identificazione di 30 persone, una decina i soggetti con precedenti penali segnalati alla questura per la loro presenza all'interno dei 2 pubblici esercizi dove sono state riscontrate alcune violazioni amministrative di tipo commerciale. Ora sono in corso ulteriori accertamenti che potrebbero portare alla chiusura anticipata dei locali alle ore 20 per 2 settimane. Con i residenti, ha detto il comandante della polizia locale Andrea Gallo, c'è un filo diretto per raccogliere ogni segnalazione utile a garantire la sicurezza urbana e la vivibilità del quartiere. In via preventiva potranno essere adottati provvedimenti restrittivi al fine di prevenire il disturbo alla quiete pubblica e incrementare gli standard di decoro. E poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che si è verificato a Silea nel primo pomeriggio di oggi vicino alla rotatoria della Chiesetta della Salute. Un furgone, per causa ancora in corso di accertamento, è uscito di strada finendo sulla pista ciclopedonale, spazzando via letteralmente le pesanti sfere di pietra messe a protezione di pedoni e ciclisti. Fortunatamente non ci sono feriti.
Voltiamo pagina. 12.000 persone in provincia di Treviso si avvalgono della collaborazione di Colf e Badanti. L'aumento però delle retribuzioni scattato a gennaio sta mettendo in difficoltà molte famiglie della Marca e proprio dal territorio parte un appello ai parlamentari. Babysitter, Colf e soprattutto Badanti, l'adeguamento delle retribuzioni previsto dal contratto nazionale di settore sta mettendo in difficoltà tante famiglie che hanno alle proprie dipendenze questi lavoratori. 12.000 nella provincia di Treviso le persone che si avvalgono di assistenza a domicilio di questo tipo. Le ripercussioni maggiori ricadono soprattutto su chi ha assunto specialmente badanti che assistono per lunghi orari e in regime di convivenza gli anziani, i quali a loro volta si trovano in situazioni di fragilità sociale ed economica. Di qui l'appello inviato dall'associazione Noi con Voi, che rappresenta circa 250 famiglie, ai parlamentari trevigiani. Qual è la richiesta? Che si intervenga con un provvedimento fiscale per consentire alle famiglie di portare in detrazione e deduzione l'intero ammontare del costo del lavoro e quindi da questo punto di vista abbassare il livello fiscale a carico delle famiglie. Un appello che è stato sottoscritto all'unanimità dalla conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. È quasi uno stipendio in più nelle mensilità che le famiglie pagano, ma soprattutto portarlo in diminuzione dall'imponibile previsto è sicuramente una misura che diventa fondamentale per ridurre quei costi che sono a carico delle famiglie. Lo ricordo perché l'assistente familiare che è a casa con le persone fragili, noi abbiamo chiesto unitamente all'associazione che questo intervento a livello governativo sia proprio rivolto nei confronti delle persone non autosufficienti e che quindi sono le più fragili. Una situazione che va a pesare sulle famiglie che hanno regolarizzato i rapporti di lavoro e che ora rischia di vedere aumentare il ricorso al lavoro nero già frequente in questo settore. Il futuro deve essere un lavoro serio, un futuro seriamente retribuito, fatto con persone che hanno le giuste competenze. Ritorniamo sull'inchiesta tamponi rapidi. Si terrà tra un anno il processo a Roberto Rigoli, nel 2020 capo delle microbiologie di tutto il Veneto, e di Patrizia Simeonato, allora direttore generale di Azienda Zero. L'indagine, come sapete, è partita da un esposto di Andrea Crisanti che commenta riscontrati elementi di fondatezza. La procura, se non altro, ha dimostrato che c'era elementi di fondatezza nel mio esposto. Ma guardi, il mio esposto non ha nessuna componente di carattere personale emotivo, è stato fatto soltanto per tutelare i pazienti all'epoca. È partito tutto da lì, dall'esposto presentato alla Guardia di Finanza da Andrea Crisanti, allora direttore della microbiologia dell'azienda Ospedale Università di Padova. Un'indagine che ha portato al rinvio a giudizio al termine dell'udienza preliminare di Roberto Rigoli, nel 2020 a capo delle microbiologie del Veneto, e di Patrizia Simeonato, adesso direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, allora direttore generale di Azienda Zero. Sul banco degli imputati tamponi rapidi acquistati da Azienda Zero e usati come screening nel periodo della terribile seconda ondata del Covid nell'autunno 2020. L'esposto che ho fatto non era nei riguardi delle persone della Simeonato né di Rigoli, era un esposto che segnalava il fatto che venivano utilizzati tamponi con una sensibilità che a mio avviso non era sufficiente per essere utilizzati come screening per impedire che persone potenzialmente infette entrassero in contatto con gli ospiti dell'RSA e con i pazienti. Quindi evidentemente la Procura ha accumulato evidenze e fatti che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari a supporre che ci fossero possibili elementi di interesse penale. Ora, in dibattimento questi emergeranno e avranno tutta l'opportunità di difendersi o eventualmente la Procura di dimostrare le sue ragioni. Esposto suffragato da uno studio scientifico che Andrea Crisanti consegnò nell'ottobre 2021 all'allora direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor. Si attende adesso il processo che si aprirà il 22 febbraio 2024. Un'inchiesta, quella della Procura di Padova, che come riflesso politico ha visto contrapposti nettamente da un lato Andrea Crisanti, dall'altro Luca Zaia, del quale sono state pubblicate alcune intercettazioni su cui il microbiologo, adesso senatore PD, si è riservato di procedere. Siamo ancora nella fase di analisi e di vedere se la valenza delle dichiarazioni del Presidente della Regione abbiano
una componente, chiamiamola, diffamatoria, tutto qui. Vicenda giudiziaria processuale, certo, ma anche, forse soprattutto politica. Ci sono delle reazioni da parte dell'opposizione, ma anche da parte della stessa maggioranza. Un rinvio a giudizio che non è una sentenza, ma la decisione della Procura di fatto per Giacomo Possamai, Partito Democratico, indica che l'esposto presentato dall'allora tecnico, oggi senatore del PD, Andrea Crisanti, aveva delle basi concrete. Proprio le opposizioni in Consiglio regionale avevano chiesto di istituire una commissione speciale d'inchiesta sull'aumento in Veneto dei contagi e dei decessi da Covid-19 nel periodo compreso tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021. Oggi si può raccontare che Crisanti è un politico, dopodiché uno che fino a ieri faceva un altro mestiere resta pur sempre un tecnico, quindi che le valutazioni tecniche di alcuni esperti fossero assolutamente diverse, che quindi probabilmente anche la Regione Veneto su questo fronte abbia commesso degli errori, questo è un altro paio di maniche, questo non lo decidono i magistrati, su questo discute la politica e da questo punto di vista continuiamo a pensare che in Veneto si siano fatti degli errori. Contro la lettura della malagestione della pandemia e dell'utilizzo dei tamponi rapidi per screening contestato dalle opposizioni, la risposta di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio. Mi si deve spiegare come mai gli stessi identici tamponi, tra l'altro anche della Abbott, quelli che vengono criticati da Crisanti, sono stati usati dai governi dove il PD era dentro, col governo Conte 2 e col governo Draghi. Eccessivo per Possamai l'uso dei tamponi per gli screening, soprattutto nelle case di riposo, utilizzo, ribatte Villanova, fatto ampiamente dallo stesso Crisanti quando fu chiamato a gestire l'emergenza in Sardegna. Esprimersi oggi è prematuro, chiarisce Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia. La Regione finora non si è costituita parte civile. Noi aspettiamo appunto che la giustizia farà il suo corso e quindi siamo garantisti fino alla fine, finché non ci sarà un giudizio. Già la politica, domani tra l'altro dalle 9 del mattino il congresso provinciale della Lega, termina così l'esperienza da commissario di Gianangelo Boff che fa il punto. Alla vigilia del congresso provinciale della Lega che si celebrerà domani mattina all'Hotel Maggior Consiglio a Treviso, il commissario Gianangelo Boff passa idealmente il testimone al nuovo segretario che i militanti dovranno scegliere tra Riccardo Barbisan, Dimitri Coin e Luciano Dussin. Questo è stato un periodo che ha traghettato la Lega e io ho cercato di farlo con il massimo impegno possibile e nel miglior modo possibile, cercando di ascoltare tutti, forse magari a volte sembrando anche un po' troppo debole, ma in realtà la volontà era quella di cercare di tenere unite un po' tutte le anime del partito, che è stato quello che era il mandato che io avevo anche ricevuto. Si torna a dar voce ai militanti, istanza questa avanzata con forza e a più riprese da una buona fetta del partito. Qualche ritardo potrà anche esserci stato, però fondamentalmente la volontà da parte della Lega di far esprimere i propri militanti, di far esprimere la propria base, c'è stata. Boff preferisce tenere per sé il nome del candidato a cui darà la sua preferenza. Che ritengo che uno che ha fatto il commissario per 3 anni, come non è giusto che si candidi, tant'è che una volta in Lega i commissari non potevano candidarsi, è giusto anche che mantenga una posizione neutrale, perché ha avuto per un lungo periodo, diciamo, un ruolo molto centrale all'interno del partito e quindi è giusto che rimanga un po' a lato, diciamo. Un capitolo, quello della guida della Lega Trevigiana, che si è chiuso per Boff prima con l'elezione a sindaco di Tarzo, poi con quella a parlamentare. Domani il passaggio formale che sancirà il ritorno di un segretario eletto. Il congresso è quel momento di democrazia e la democrazia è quella cosa che rispettiamo tutti e ci piace a tutti. Poi, come di solito succede in Lega, e questo sarà molto importante, tutti allineati dietro al nuovo segretario, che dovrà essere un segretario che ascolta tutti e cerca di interpretare il bene della Lega. Preceduto dalle polemiche politiche, si è tenuto oggi l'incontro tra il sindaco di Treviso Mario Conte e i rappresentanti di Istituto della città. Il futuro di Treviso è universitario, ha detto il sindaco Conte. Noi stiamo lavorando sulla città universitaria per dire ai ragazzi che oggi magari frequentano lo scientifico, il Mazzotti, il Palladio, che Treviso comunque dà delle opportunità anche da un punto di vista universitario. Stiamo crescendo con l'Università di Padova e di Venezia, con dei corsi
nazionali e internazionali importanti. È un futuro universitario quello che il sindaco Mario Conte traccia davanti agli studenti nell'incontro organizzato al Liceo Da Vinci dall'Associazione per Treviso, presenti diversi rappresentanti di istituto. E per noi la Treviso del futuro è una Treviso che ha bisogno di socialità tra i giovani, che sono il punto fondamentale del futuro. E per noi è importante anche la sostenibilità ambientale ed è importante anche la scuola. Un incontro, quello del pomeriggio, preceduto dalle polemiche, perché per Treviso è l'associazione animata da Ofelio Michielan, ex assessore della Giunta Manildo. Mi ha un po' stupito le polemiche che abbiamo ricevuto, perché era fuori dalla nostra intenzione. Mancano 3 mesi poi alle elezioni, per cui non c'è nessun problema. Ognuno farà la propria corsa e vinca chi fa la miglior proposta. Al momento non è previsto alcun confronto con i candidati, semmai il coinvolgimento dei giovani sui temi sociali e civili, non solo della città. Creare sempre maggiore dialogo tra l'amministrazione e la cittadinanza, e soprattutto quella parte di cittadinanza che per quello che è il nostro percepito è ancora molto vista come quella più pigra, disinteressata al bene comune. Noi vogliamo costruire strumenti, raccogliere informazioni, conoscenza anche da figure come quella del sindaco, che in virtù del ruolo che riveste può darci sicuramente molto per poter agire come cittadini in prima persona. Interrogato dai giovani, Conte ha definito quella per Treviso come un'ossessione. I primi messaggi ai colleghi di giunta alle 6 del mattino, sindaco che per autodescriversi ha usato 3 aggettivi. Sicuramente determinato, sicuramente appassionato, dico anche un difetto, dai, un po' permaloso. Quasi in contemporanea, ma nella sede di Binario 1, nel cuore della città, vicino alla stazione, è l'incontro del candidato del centrosinistra Giorgio De Nardi con i rappresentanti del partito europeista progressista Volta. Si è parlato di emergenza abitativa, emergenza che riguarda soprattutto i giovani. Sentite. La situazione è paradossalmente grave, perché ci sono circa 7.000 appartamenti oggi sfitti nel comune di Treviso, e da un lato c'è una grande domanda di appartamenti e dall'altra c'è una grande offerta che è bloccata. Quindi secondo noi bisogna sbloccare il mercato, facendo in modo che venga rimesso in mercato tutte queste case che oggi sono sfitte e inutilizzate. Troppi immobili vuoti da una parte, troppe famiglie alla ricerca di una casa a prezzi ragionevoli dall'altra, soprattutto giovani, universitari e non. Si muove su questo, che lui stesso definisce un paradosso, la campagna elettorale del candidato di centrosinistra Giorgio De Nardi, che sul punto nella sede di Binario 1 si è confrontato con il gruppo trevigiano di Volt, che a sua volta presenterà una lista d'appoggio in vista delle amministrative di maggio. Ma per la casa, dicono, servirebbero risposte immediate. In questi giorni in particolare, perché c'è l'emergenza freddo, quindi molte persone senza tetto hanno bisogno di servizi d'emergenza, anche perché si sta rinnovando il bando sulle case popolari, quindi è un tema veramente caldissimo in queste settimane. Tra i provvedimenti per favorire gli affitti, oltre alla promozione di progetti di co-housing ed efficientamento energetico, anche una riforma dell'IMU. Può essere modulato, nel senso che per esempio le case sfitte potrebbero essere soggette a una tassazione più alta, e le case affittate invece potrebbero avere delle agevolazioni per favorire appunto l'impiego delle abitazioni a uso produttivo, insomma con degli affitti attivi. Tenere una casa sfitta è un peccato, è uno spreco, mentre affittarlo è una grande opportunità che si offre ai cittadini. Noi adesso andiamo in pubblicità, subito dopo parleremo anche di foibe, poi tutti gli aggiornamenti sull'incidente che si è registrato poco fa a Mareno di Piave, dove è morta una donna. A fra poco. Di nuovo in studio per raccontarvi di una panchina blu inaugurata questa mattina a Castelfranco Veneto per non dimenticare la tragedia delle foibe. Mio padre mi ha chiesto come ricompensa per questo sacrificio di essere sepolto lì, nella sua terra, e così lo abbiamo accontentato, lo abbiamo portato. Poi, dopo 10 anni, è deceduta anche mia mamma e l'abbiamo anche lei portata vicino a suo marito, vicino al suo mare.
nel cimitero di San Martino. A decenni di distanza i ricordi sono ancora vividi, il dolore tangibile, così come il senso di appartenenza. Federica Agric ha 73 anni e vive a Mogliano, ma il suo cuore è ancora lì, dove hanno chiesto di essere sepolti i suoi genitori, e questo dopo una vita da esuli. Rappresenta la storia di una comunità e di tante famiglie. La panchina inaugurata in piazza Serenissima a Castelfranco Veneto è dedicata a Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani nell'ottobre del 1943, a 23 anni. A fine novembre la mozione per la titolazione in Consiglio Comunale aprì un confronto aspro fra maggioranza e opposizione, quest'ultima uscita dall'aula parlando di una strumentalizzazione della storia. C'erano state le polemiche, penso che però dopo l'inaugurazione di oggi, dopo aver sentito anche le testimonianze che abbiamo potuto ascoltare oggi, le polemiche passino in secondo piano. Credo che da parte di tutta l'amministrazione ci sia grande orgoglio di aver potuto lasciare anche nella nostra città un segno in ricordo dei tanti italiani che sono caduti nelle foibe, un segno in ricordo di Norma Cossetto. Troppo spesso viviamo situazioni di negazionismo, riduzionismo o giustificazionismo. Questo non è accettabile. Norma Cossetto è morta per un semplice motivo. Come diceva Nazario Sauro, giura su questa terra e farai giurare ai tuoi fratelli di essere sempre, ovunque, prima di tutto italiani. Norma Cossetto ha fatto così, era italiana, ne andava fiera e per questo è stata uccisa. Io ho sempre detto, posso stare lontana da quella terra anche per 2, 3 anni, 4 anni, anche un tempo infinito volendo, però quando io ritorno lì è come se l'avessi lasciata il giorno prima, è la mia terra. Su tutte questa mattina la testimonianza di Andrea Patelli, trevigiano, che Norma Cossetto l'ha conosciuta bene da bambino, una testimonianza diretta quanto commovente. Mentre i grandi, diciamo così, chiacchieravano fra di loro, la Norma Cossetto, ormai signorina, mentre io e mia sorella eravamo dei bambini, ci faceva giocare con una capacità, con una dolcezza che io non posso dimenticare. Dopo quasi 80 anni Andrea Patelli, esule istriano, oggi trevigiano, si commuove ancora. Impossibile dimenticare quella ragazza dai modi gentili, entrata nella storia dopo decenni di oblio. Norma Cossetto era poco più di una ragazza, si stava laureando e alternava delle supplenze nelle scuole di Parenzo. Amava i bambini Norma e veniva ricambiata. Andrea, classe 1936, originario di Visinada, era uno di loro. Era una persona eccezionale. E purtroppo quando è successo quello che è successo ed è stata arrestata e violentata e infoibata, io le volevo talmente bene, ero talmente attaccato a questa signorina che a me non è stato detto niente. Non avrei potuto forse sopportare un dolore. Io l'ho saputo molto tempo dopo. Il dolore è venuto comunque dopo, ma ero grande. Oggi, dopo tanti anni, tanti decenni, le ha portato una rosa. Oggi qui a Castelfranco, dopo tanto tempo, ho avuto l'onore di deporre una rosa. Ho portato a Norma, la mia amica d'infanzia, ho portato una rosa. Penso che da lassù lei veda questa rosa. Andiamo adesso a Belluno. Era una promessa fatta in campagna elettorale dall'amministrazione De Pellegrini, un bando per il futuro del Nevegal. Ecco in che cosa consiste. È la montagna dei Bellunesi, sono le piste dove tanti trevigiani hanno imparato a sciare, perché dalla pianura con l'autostrada ci si arriva in un'ora. È la montagna di cui tanti storpiano il nome, dicendo Nevegal invece che Nevegal, anche se l'accento c'è perfino nei cartelli stradali. Ha vissuto anni belli, imprenditori ci hanno creduto e ci hanno costruito, poi è andata via via cadendo nell'oblio. Prima Vaia e poi il Covid la hanno fatta soffrire, così come per lunghi periodi la mancanza di neve.
Nei giorni scorsi si presentava perfetta, con la gente felice di tornarci a sciare e con l'amministrazione che progetta il suo futuro con un bando, come spiega chi in giunta ha una delega appositamente concepita. Questo è un momento importante a cui abbiamo lavorato su negli ultimi 4-5 mesi, il rischio era di non riuscire a pubblicare questa importante step, diciamo, per il nostro Colle Bellunese. In realtà siamo riusciti. Adesso il compito è delle imprese e degli operatori economici che vogliono presentare l'offerta scadrà il 6 di marzo, entro mezzogiorno del 6 di marzo, il 7 ci sarà l'aggiudicazione. 12 anni di prospettiva, sarà fondamentale non sbagliare, perché farlo vorrebbe dire avere, invece che il suo rilancio, la definitiva scomparsa del Nevegal dai radar di sciatori e turisti. Vedremo anche, e abbiamo chiesto all'interno del bando, i possibili investimenti che devono arrivare nel corso di 12 anni con una proiezione dello stato attuale migliorativa rispetto all'innevamento, all'impiantistica, ai gatti delle nevi, al mantenimento degli operai, insomma tutta una serie di cose e considerazioni che sono elementi importanti di un bando. Altrettanto importante, nell'arco alpino non c'è nessuno che ha fatto un bando come il nostro per acquisizione e gestione contemporanea della questione. Sono in arrivo importanti finanziamenti per dare avvio a interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Lo ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Si tratta di oltre 25 milioni di euro, di cui la provincia di Belluno beneficerà per quasi 5 milioni di euro, erogati grazie a un decreto ministeriale che è stato licenziato nella giornata di ieri. Parla della questione Safilo, il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. Ci troviamo di fronte, dice, a una questione morale ed etica. Safilo vista dal capoluogo. La situazione preoccupa e anche il primo cittadino di Belluno si schiera a fianco dei lavoratori senza se e senza ma. Dobbiamo tutti essere vicini alla situazione Safilo, perché non possiamo permetterci la chiusura di un altro stabilimento. Come Comune di Belluno siamo a disposizione per incontrare sindacati e a partecipare ai tavoli, perché il caso Safilo ci riguarda tutti molto da vicino. Occorre puntare in questo momento i piedi e tenere la barra sicuramente dritta, perché lo stabilimento non può chiudere. Safilo è una realtà nata nel dopo Vajont, che ha dato tanto alla comunità in posti di lavoro, ma che ha anche ricevuto tanto, se non di più. Esserci, rimanere, non è solo una scelta, ma forse un dovere. Safilo ha dato tanto al nostro territorio, ma credo che abbia anche ricevuto tantissimo dal nostro territorio bellunese e ha contribuito sicuramente alla propria crescita. Ecco, credo che dobbiamo mantenere qui tutto il know-how e le conoscenze acquisite in questo territorio che diventano un grandissimo patrimonio. Abbiamo anche l'esempio della ACC, che quando sappiamo far squadra e tutti, dalla politica alle associazioni di categoria ai sindacati, si mettono insieme, riusciamo a ottenere dei risultati. E questo è un altro momento da far vedere che questo territorio è vicino a questa realtà bellunese. Da Belluno Longarone a Feltre per voltare pagina e parlare di Paglio. 700 anni di storia per il Palio di Feltre, secondo forse solo a quello di Siena. La storica sfida tra i quartieri si rinnova e chi organizza la manifestazione l'ha presentata promettendo il giusto mix tra novità e tradizione. C'è di antico l'importanza del Palio per la città, l'importanza di questa manifestazione nel creare socialità, nel rinforzare i legami sociali e intergenerazionali della città e la voglia di ricreare un momento fondante della nostra storia, cioè la dedizione spontanea di Feltre a Venezia. Saranno 3 giorni fitti di eventi in autentico stile medievale tra alfieri, armigeri, paggetti, cavalieri, il tutto scandito dal rullo dei tamburi che con il loro ritmo assordante danno il tempo al volteggiare colorato degli sbandieratori, un programma che culminerà con la corsa dei cavalli in Pra del Moro. C'è sempre qualcosa di nuovo in programma, pur nella continuità ovviamente
del rituale del palio, che è la forza della manifestazione, però stiamo lavorando a tante piccole iniziative sia collaterali al palio sia all'interno del palio, che metteremo appunto nei prossimi mesi e di cui daremo notizia alla cittadinanza e a tutto il pubblico regionale, e che credo davvero ci consentiranno di toglierci tante soddisfazioni. In ultima battuta ritorniamo alla cronaca. Vi ho dato in presa diretta la notizia di questo ennesimo incidente sulle strade della Marca, Marino di Piave. Non vi do nessuna immagine al momento perché i familiari della vittima devono ancora essere avvisati, quindi la situazione è in evoluzione proprio in questi minuti. Si tratta di uno scontro auto contro moto. 2 donne sono rimaste coinvolte pesantemente, una è deceduta, l'altra per l'appunto è gravissima. Sul posto in codice rosso i sanitari del SUEM 118, c'è anche la polizia locale del Coneglianese guidata da Claudio Mallamace, che per l'appunto poco fa mi ha confermato questo tragico decesso, il secondo di giornata, perché come avete visto abbiamo aperto questo telegiornale con la tragedia di Visnadello a Spresiano, dove nel primo pomeriggio uscita di strada quest'auto condotta da una donna di 34 anni ed è morto il figlio di 4 anni che si trovava con lei, pare per un colpo di sonno. Ovviamente tutti gli aggiornamenti di queste 2 terribili notizie nel corso dei nostri telegiornali. Soltanto un attimo, forse sono arrivati altri aggiornamenti? No, allora facciamo così, ci aggiorniamo nelle prossime edizioni. Io vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. È ancora l'alta pressione a dominare. Ci attende una giornata all'insegna del bel tempo. Il dettaglio di domenica 12 febbraio. Sul Veneto possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Tanto sole altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Avremo locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime ancora sotto zero, massime in ripresa e comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, cielo in prevalenza sereno. In montagna possibile presenza di nubi basse con foschia a fondovalle. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 9-13 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso. Prevarrà anche qui il sole con nuvolosità più intensa, specie sulla parte settentrionale della regione. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.